Stiamo organizzando i casting per il primo thriller sulla Sindone, lo gireremo al 90% in Veneto. Abbiamo trovato delle location molto interessanti tra Bassano e Marostica e appunto la terza location sarà a Torino. Bassano e Marostica, la Sacra Sindone con il suo bagaglio di misteri, una città misteriosa per eccellenza come Torino. Gli ingredienti per creare una storia di quelle che non si dimenticano ci sono tutti, c'è pure la doppia location tutta nostrana, mancano solo le comparse. La produzione darà via al casting sabato e domenica e fra gli attori internazionali ci sarà spazio anche per qualche volto veneto e bassanese, tanto che c'è già la fila. Ci troveranno a Palazzo delle Competenze in via Angarano 36A Bassano del Grappa dalle 9 alle 18 sabato e domenica. E per tutti quelli che volessero applicare come attori possono richiedere alla mail info@eriadorfilm.com un provino su parte in modo tale da prepararselo e arrivare lì con un self-tape pronto. Bassano ha strappato il ruolo di protagonista principale a una città delle dimensioni di Padova perché è entrata subito nel cuore di chi questo film l'ha visto nascere. Regista e produzione sono venete e metà della mia famiglia era di Bassano e sono tornata a vivere qui da poco. Inizialmente volevamo girare su Padova, il protagonista doveva essere un padovano che si ritirava in montagna o su delle colline, comunque si voleva allontanare dall'università in cui per anni aveva fatto varie ricerche. Da quando mi sono trasferita qui ho iniziato a fare delle ricerche di location adatte a quello che descrivevamo nella sceneggiatura e credo di aver trovato la casa perfetta del nostro protagonista, Marostica. Il cinema da sempre guarda a Bassano, che non è solo la bella cartolina del ponte con il castello e le montagne, è molto, molto di più. È dal 2019 che porto più produzioni americane qui in Italia e il mio obiettivo è quello di portarne il più possibile qui a Bassano. Credo che abbia un gran potenziale come location, come città in cui vivere.